La crisi tra Stati Uniti, Iran e Israele resta altissima. Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran, chiedendo un accordo rapido per evitare azioni militari, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato la disponibilità di Israele a intervenire se necessario. Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco drone vicino alla centrale di Baraka, definendo l'escalation inaccettabile. Il Qatar e l'Arabia Saudita continuano la mediazione diplomatica, ma le distanze tra Washington e Teheran restano ampie. Gli Stati Uniti chiedono limiti al programma nucleare e al traffico finanziario, mentre l'Iran avanza condizioni per creare fiducia, comprese la fine delle guerre regionali, la revoca delle sanzioni e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Circa 5.000 persone si sono radunate in piazza Grande a Modena per una manifestazione di solidarietà dopo la tragedia di Via Emilia Centro. L'iniziativa, voluta dal sindaco Massimo Mezzetti, ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni locali e rappresentanti della provincia e della regione Emilia-Romagna, uniti per esprimere vicinanza ai feriti e ringraziare chi ha soccorso le vittime e fermato l'aggressore. Nel suo intervento, Mezzetti ha sottolineato l'importanza di affrontare la paura insieme, ricordando l'efficienza dei soccorsi e la risposta immediata della comunità. Il presidente regionale Michele De Pascale ha evidenziato il diritto della popolazione ad avere paura e l'impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e supporto, anche in ambito psicologico. La serata si è conclusa con un lungo applauso al senso civico dei cittadini e dei soccorritori, simbolo della coesione della città di fronte alla violenza. La Polizia di Stato ha smantellato una rete criminale informatica operante tra Napoli, Roma, Ferrara, Bolzano e Belluno, con 29 indagati per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. 4 persone sono state poste in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'organizzazione corrompeva pubblici ufficiali, tra cui appartenenti a forze di polizia, per ottenere illegalmente dati sensibili da banche dati nazionali, poi rivenduti a imprenditori e privati, inclusi personaggi dello spettacolo e della finanza. La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale operante tra Lombardia e Marche, con fermi per furti in abitazione e ricettazione. La base logistica del gruppo è stata individuata in un box sotterraneo a Vimodrone, dove sono stati sequestrati contanti, gioielli, orologi e attrezzi da scasso. 5 cittadini albanesi risultano indagati, 2 sono stati arrestati, mentre un terzo è ancora ricercato in Albania. Altri 2 membri del sodalizio, rintracciati a Melzo, sono stati fermati dalla polizia. A carico di 2 indagati sono stati eseguiti ordini di carcerazione per pene residue superiori a 3 e 5 anni. Tutti i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria e le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità. La guerra Russia-Ucraina ha visto un'escalation significativa nella notte scorsa, con oltre 120 droni ucraini diretti su Mosca e regioni limitrofe. I sistemi di difesa russi hanno intercettato 556 velivoli senza pilota, limitando i danni, ma si registrano almeno 3 morti e diversi feriti, con danni a edifici residenziali e industriali, inclusa una raffineria senza interruzioni operative. Le regioni più colpite comprendono Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Tula, Rostov, Krasnodar, la Crimea e le aree intorno a Mosca. Il sindaco Sobyanin ha confermato l'efficacia delle difese aeree, mentre il presidente ucraino Zelensky ha giustificato l'offensiva come risposta ai raid russi su Kiev, che avevano causato 24 morti e 48 feriti pochi giorni prima.